Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con la Serie A. Quinto è la 27esima giornata del massimo campionato del calcio a 5 italiano, 12esima di ritorno, o se preferite, visto che siamo in volata, la quartultima di campionato. Si stanno per emettere i verdetti, si sta definendo la classifica, si vanno definendo le griglie playoff e playout, insomma i punti, come si dice in questi casi, pesano il doppio, i punti pesano tanto e ovviamente anche in questa partita Savia Testa Mantova contro L84 Torino la posta in palio è alta, altissima. Via, partiti con Savia Testa Mantova L84 Torino. Al centro il gol del vantaggio, la sblocca prestissimo la L84 Torino con il colpo ravvicinato di Lucas Siqueira che si è piombato in area di rigore e con la punta del piede ha messo dentro la rete dell'1-0 sulla giocata sulla destra da parte di Liberty. Il quintetto di Mister Rios con Schiochet dalla sinistra, botta, parata di Rios. Tondi, calcio d'angolo, ancora il pallone alzato, Rescia! Sulla linea, se non ho visto male Cabeza, salva tutto. Ha rischiato tantissimo. Contropiede ancora l'84, vicina al gol del raddoppio. Lungolinea, Moabs, attenzione perché lì se punta diventa devastante. Cabeza! Ancora un break, Rescia ha strappato il pallone, Rescia apre per la conclusione da parte di Lorenzo Ezzi. Vediamo se viene alzato nuovamente il pallone, è così, molto spazio, può calciare, ancora una volta molto libero Siqueira. Con Ruggero Lopez, il pallone all'indietro, il tiro neutralizzato da Tondi. Caicchi in orizzontale, bene per Moabs, prova il tunnel, grande rischio, Ruggero Lopez, dribbling, palo! Si è preso un rischio enorme Moabs, ma siamo già dalla parte opposta. Cabeza affonda, pallone dentro, la risposta di Rodriguez, pallone alzato, prende la mira e calcia in maniera interessante, Ceccato, finta il tiro Ceccato, apre per Moabs, senza paura, si libera sulla sinistra, ancora un tiro. Partiti per il secondo tempo di Savia Testa Mantova L84 Torino, pallone alzato, conclusione di Liberty. Recupera il pallone Achilli, palla persa, 2 contro 1, la conclusione provata da Schiochet. Donadoni apre il gioco, la sfera che arriva da Cabeza, ancora un buon tiro in diagonale, sta prendendo la mira Cabeza. Cabeza si gira, cerca il primo palo e trova palo e portiere, portiere e palo. L'arbitro numero 1, Voltarella. Botta da fuori, doppia chance per Mantova che sta crescendo. La rincorsa di Leandro Cuzzolino, spara e fa bruciare le mani di Tondi. Ancora l'84 che prova ad attaccare, calcia Liberty, ancora Tondi che deve intervenire, quindi sulla fascia Iosico, cerca e trova Lopez, si gira e calcia, Tondi in qualche modo riesce a cancellare il 2-0. E allora tocca di nuovo alla L84 Torino, Schiochet che smarca con questo pallone di prima, Fortini prende la mira e calcia. Buono il dribbling qua di Mascherona che fa tutto da solo, calcia. Cuzzolino dentro per Ruggero, lavora bene, calcia, il palo lo colpisce anche lui. Contropiede però l'84, Fortini, palla per Schiochet, gran parata di Tondi. Giro palla, Cabeza, le sue finte, non trova luce e allora riapparecchia dietro per l'Eco. Velo, buono, palla verso il secondo palo, chiusura straordinaria questa difensiva di Liberty che vale praticamente un gol perché Mantova aveva saltato, come si dice in gergo, un avversario. Iosico fa scorrere il tempo, finisce qua. L84 Torino vince 1-0 sul campo della Savia Testa Mantova, si riporta al primo posto della classifica, riaggancia qualche ora dopo la Covei, Meta Catania, Brico City.
a quota 55 punti, mentre la Savia Testa Mantova resta ferma a quota 21, a meno 7 dalla zona playout, con 3 gare da giocare. Si fa sempre più complicata la rincorsa salvezza della Savia Testa Mantova. L'ha decisa un gol segnato dopo appena 1 minuto e 3 secondi di Sichera, quindi l'ha decisa Sichera. Questa sfida andata in scena al Palaschweizer di Mantova. Siamo ai saluti, grazie per essere stati con noi come sempre sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Mi raccomando, mettete il segui, cliccate sulla campanella per le notifiche. Da parte mia, Matteo Magnarelli, un grazie per averci seguito ancora una volta. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Quinto di Calcio 5. Ciao!